Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Ti dico la verità, io non guardo TV da che ho 14 anni. Non fai male. No, allora Mariano, il fatto è questo, perché mi sono sentito molto dispiaciuto, perché quando ci hai contattato è arrivato questo messaggio che te l'ho detto prima, mi ha colpito, perché ci hai scritto: ragazzi, com'è possibile che nemmeno una realtà come la vostra non ha tenuto in considerazione noi di Made in Sud, per fare una puntata, per parlare di come, ecco, siamo stati trattati, di come veniamo trattati, ecco, dal mainstream. Possibile che nemmeno davanti ai vostri microfoni. Quando ho letto questa cosa mi sono, sentito, ecco, un po' così giù sotto un certo punto di vista, perché dico: wow, cazzo, io Mariano non ti conoscevo, cioè io non so il percorso che hai fatto, gli spettacoli, Made in Sud, i personaggi, li ho studiati dopo, perché da quando ho 14 anni la TV non ce l'ho in casa, e quindi a volte mi sento pure un po' in difetto. Però Chi fai parte della nuova generazione. sì, io sono 95, però sono molto precoce come 95. Però sì, è la nuova generazione, e di conseguenza io so che probabilmente molti ragazzini la TV ancora non la guardano più Non la guardano, non la guarderanno. come prima, però mi ha fatto invece molto piacere sapere che comunque una persona che ha fatto spettacolo per 16 anni, mi hai detto? Sì. Per 16 anni? 16 anni il percorso Made in Sud. Io personalmente comincio questo percorso nel 1998. Appena congedato, perché ho avuto la fortuna di fare il militare, perché per me fare il militare è una fortuna. Ah, cioè tu hai fatto il militare e poi hai fatto la TV? Io ho fatto il militare, congedato da militare, ho avuto... iniziava la mia vita praticamente, perché tu il militare non l'hai fatto. Quando finisci il militare e prendi delle lezioni da quell'esperienza, perché quell'esperienza ti forma molto, perché metti che a 18 anni ti trovi, nel mio caso, a Taranto, in una caserma di 400-500 persone, in una camerata di 30 persone, e la prima notte, quindi già soffri l'abbandono perché ti arriva questa cartolina a casa, il giorno tot devi partire, è una violenza psicologica, che tu è come quando ti devi operare. Cioè, io il 12 di maggio mi devo operare, all'inizio non ci pensi, però quando poi si avvicina la data, allora tu immagina che si avvicina la data che devi partire, incognita, perché non sai dove andrai. Ah, non te lo dico. No, non sai la sapevo. destinazione, non sai che cosa vai a fare. Perché c'è l'esercito, la marina e l'aeronautica. Però lo sai all'ultimo dove ti collocano? No, il segmento, diciamo, lo scopri subito. Non sai che cosa andrai a fare, perché per me l'aeronautica era in coppa aerea, come la marina è sulla nave e il militare in campo, in prima fila. Magari però il 90% delle volte è d'ufficio il lavoro, giusto? Dipende, perché poi nel mio caso io sono stato preso in aeronautica, quindi tu arrivi là praticamente in questo casermone, non conosci nessuno, e la prima cosa che scopri è che ti devi rapportare con tutti questi ragazzi che non conosci, di personalità diversa. Quindi tu immagina la prima notte 35 persone in una camerata con i letti a castello, e parte il silenzio è questa tromba. A un certo punto si spengono le luci e parte gente che chiagna qua, gente che chiagna, voglio stare qua, mi sento male. Quindi questa è la prima notte, e lì inizia il percorso. Che mondo diverso che è. Che è un mondo molto diverso, però ecco, quello poi io da anziano dico che ti forgia, perché tu la mattina seguente devi già rispettare delle regole. Quindi se c'hai la barba devi fare la barba, se sei scomposto ti devi comporre, e quindi seguire delle regole. Se non segui quelle regole, ovviamente poi scattano le varie punizioni. Poi io sono stato anche fortunato, perché ho fatto il militare quando il nonnismo era in fase calante, era quasi finito. Negli anni prima di me c'era addirittura il nonnismo, che chi c'era prima prendeva il sopravvento sulle nuove leve. Quella è un'altra cosa, quella è ovviamente per quel fattore meno male che non si faccia più. Però sotto il fattore educazionale, secondo me, è una cosa che ti aiuta. Da questo a fare il comico poi come... Finisce il militare, quando tu finisci il militare ti ritrovi il mondo davanti.
E quindi tu vieni dal diploma, nel mio caso, militare, dice mo, seguo la strada per la quale mi sono diplomato o vedo quello che devo fare? E sei tu da solo contro il mondo. E in quel caso, nel mio caso specifico, incontro Davide Giuliano, che è un amico mio, che insieme al fratello mettono su un'agenzia di animazione. E così alla scoperta, dice, abbiamo preso 2 villaggi, facciamo questa esperienza, che ti ne a perdere. E quindi io arrivo in questo villaggio e inizia la mia avventura da animatore. E lì siamo stati fortunati nella sfortuna, perché oggi il nostro villaggio era di 4.500 persone. Noi eravamo 5. Per un villaggio stagionale, quindi le persone entrano a giugno e se ne vanno a settembre. Quindi tu ogni sera dovevi fare uno spettacolo diverso. Per 3 anni Bello, questo ti sviluppa tantissimo la creatività. per 3 anni consecutivi. Quindi, Tanta creatività ci vuole. quindi a quel punto là c'è voluta tanta creatività che poi dopo me lo sono ritrovato Ok. quando poi ho iniziato il percorso di Made in Sud nel 2008. Molte persone che hanno fatto, ecco, che hanno iniziato così facendo i villaggi e Sì. gli spettacoli, insomma, sì, da animatore. Il villaggio è un'arma a doppio taglio, perché tu ovviamente nel villaggio sei il più bello, il più simpatico, tutti pendono dalle tue labbra, quindi quando esci dal villaggio sei convinto che tu sei la superstar e il campo poi artistico è cosa diversa. Io sono stato fortunato perché poi dopo quell'esperienza di 6 anni, estate e inverno, ho iniziato questo percorso che nasceva giù al TAM a Via Crispi a Napoli, questo laboratorio, nel 2008, e lì poi si è formata tutta la squadra e anche in quel caso tu sei in mezzo a tante persone e metti in campo delle idee che se funzionano poi vengono scelte per il programma, e devo dire che poi fortunatamente le mie idee sono sempre state buone, perché io in realtà sono il più anziano di Made in Sud, di presenza scenica intendiamo, di puntate realizzate. E quindi poi lì, dopo 16 anni, perché Cioè tu ci sei sempre stato. sì, Ok. questo è il motivo per il quale poi ti ho scritto, perché è giusto dire che Made in Sud è una realtà che è durata 16 anni, che quest'anno si è trasformata in Made in Italy. Questa cosa l'ho vista e tra l'altro, ecco, mi sono dovuto documentare, ho visto anche il prima dopo, ma Sì. sembra tutt'altra cosa. Beh, Made in Italy è un Made in Sud più nazionale, diciamo Sì, così. sì. Questo anche dettato dal fatto che poi sai, la televisione cambia anche un po' in base alla politica, e chi c'è lì che decide poi a un certo punto ti dà la direzione, e quest'anno si è deciso di dare questa direzione. Però il motivo per il quale poi io dico e mi arrabbio è che noi abbiamo iniziato nel 2008, siamo andati avanti con Made in Sud fino al 2022-23, quindi 16 anni, e quindi abbiamo creato innanzitutto un indotto per tante famiglie, sia negli studi Rai, perché comunque è un prodotto che veniva girato negli studi Rai, sia per tutte le famiglie che campavano dietro a Made in Sud. E quindi oltre la mia famiglia e di quella dei miei colleghi, anche truccatori, gente come te che poi nel tempo ha realizzato video per alcuni colleghi, insomma è un indotto che è durato tanto e che dura fortunatamente ancora grazie al pubblico, ma spesso e volentieri, quasi sempre però, veniamo marchiati di questa comicità mediocre, e quindi in diversi contesti, quindi premi, appuntamenti che si fanno nella città di Napoli da anni, non siamo mai stati interpellati. Cioè voi non siete praticamente mai considerati dal mainstream e dalla politica attorno. Il paradosso, non solo politica, però il paradosso è questo, che noi, a mio avviso, abbiamo dato tanto alla città di Napoli, perché questo gruppo di 20 scalmanati, 30 scalmanati, hanno ottenuto dei risultati importantissimi. Tu pensa che noi abbiamo fatto il 12, il 13% di share, che equivale a 2 milioni e mezzo di spettatori, in una televisione italiana che verso i comici del Sud è ostinata non di più, ancora di più. Quindi vincere questa battaglia per 16 anni
e non vederla riconosciuta dal tuo stesso popolo, che poi questa è una cosa che noi napoletani ci contraddistingue, no? Che spesso non ci aiutiamo a vicenda. Non hai idea di quante persone a telecamere spente ce l'hanno detto. Questa è la verità, ma Non lo dico io. Non faccio nomi, non farò nomi, ma ti dico che No, falli. tanti, no, non voglio. Tanti ci hanno proprio Vabbè, ma lo diceva già Viviani tantissimi anni fa. gente arrabbiata col sistema che dice qua a Napoli siamo tutti cani. Questo mi sembra un po' eccessivo. Ci è stato detto diverse volte nello stesso modo. C'è una cattiveria proprio tra di noi nel mondo dell'intrattenimento che è ineguagliabile. Purtroppo noi, devo dire che soffriamo, il nostro peggior difetto è quello che non siamo tanto bravi a fare squadra, perché se noi fossimo bravi a fare squadra, io per esempio ti faccio questo esempio, settimana scorsa sono stato a fare uno spettacolo a Matera, Ok. i Sassi di Matera, io sono arrivato là come tutti per vedere i Sassi di Matera, praticamente è un centro storico, no? Che si affaccia su questo scorcio di città dove ci sta questo pezzo di collina, montagna, non saprei bene definirti, con tutti questi sassi dove all'interno hanno poi scavato all'epoca, quando fu, le case. Turista mappata, gente, suolo lavato, tutto organizzato. E io stavo là e pensavo, pensa se a Napoli... Se Napoli fosse trattata così dai cittadini. Ma non dica piazza Plebiscito, non dica piazza Municipio, cioè io dico a Statua Garibaldi, cioè già solo a Statua Garibaldi, capito? Questo è un peccato, è un peccato. Sì, vabbè, questo secondo me è un problema. Quindi sotto il profilo a parte. artistico, sotto il profilo artistico, per tornare al discorso di prima, è un peccato che a mio avviso abbiamo dato tanto alla città di Napoli, e il pubblico ce l'ha riconosciuto, perché se dopo 16 anni facciamo ancora serate è grazie al pubblico, ma gli addetti ai lavori storciano sempre un po' il naso, come i comici medi in sud, come se avessimo peccato in qualcosa. In realtà abbiamo dato, secondo me, lustro alla comicità napoletana. Sì, Tu pensa che noi siamo stati i comici di punta di Rai 2. Cioè Rai 2 parte da un rinnovamento giovanile, noi abbiamo fatto ascolti che eravamo il programma più seguito dai giovani, che per la Rai, per i direttori è un grande risultato, perché come tu hai detto prima i giovani si allontanano sempre di più dalla televisione. Non solo si allontanano sempre di più dalla televisione avvicinandoci ai social, ma anche di questo ne abbiamo parlato, ma con te secondo me è pure più interessante. Fondamentalmente potrebbe non funzionare più. Io ho visto i tanti personaggi che fai, no? Mm-hmm. Dietro c'è uno studio. Sì, sia studio che anche un po' di... Vabbè, abilità, comicità tua, ovviamente innata, anche perché ti deve venire, nel senso c'hai l'estro creativo che ti esce. Sì. Non serve più a niente. Perché ce l'hai nella vita reale su TikTok. Sì. Questo Capito? Quasi apre un mondo. Quasi apre un mondo lo sai. enorme, ma io volevo aprire questo mondo proprio perché è la prima volta che ho una delle persone che sono proprio i capisaldi di questi personaggi che portavano avanti, ecco, amati da milioni di italiani, perché abbiamo capito sono milioni di italiani. Milioni, sì. E adesso invece non ce n'è più bisogno di persone come te. O meglio, questo è un altro discorso, perché ce ne sarà sempre bisogno, perché tu metti la parte creativa e la parte anche attoriale e quindi hai studiato, cioè, però fondamentalmente tu hai il reale, hai il personaggio vero e proprio che è la signora X del Vascio. Sì, stai dicendo una cosa, cioè prima veniva rappresentata o rappresentato il personaggio in esatto, TV. veniva rappresentato. Con l'avvento Adesso di TikTok il personaggio rappresentato è diventato realtà. c'è sempre stato, però adesso ecco, Sì, però il io social è più per esempio prima veloce. in trasmissione comica io avrei forse parodiato il pescivendolo che vuole fare l'attore. Oggi su TikTok il pescivendolo è attore, è diventato attore, più seguito da me. Io mi sono trovato in situazioni, Aro Gigiolone era più seguito da me. E capisci qual è il dramma? Se io ti dico i nomi delle persone che sarebbero volute venire a questo podcast, ecco, noi adesso probabilmente avremo i milioni
di visualizzazioni, di share, eccetera, eccetera. Persone che abbiamo rifiutato, non faccio nomi, però ti dico che questa poi è la differenza secondo me. La differenza la facciamo noi. Quella poi è una Io linea. Scelgo. Sì, però se non ti piace, e Allora, questo ti è il dico una- problema dei social, se non ti piace, non dovrei, Sì, è giusto così. capito? È un Se non conto, ti piace, non dargli voce, non metterlo su Rete 4, non metterlo su Italia 1, non mettere su... Ma questo poi si apre tutto un discorso, perché Certo. oggi purtroppo anche la televisione, e si è visto, Che funziona. la cioè. televisione prende da personaggi che hanno milioni di follower, per esempio. Basta vedere Temptation Island. Però è stato constatato Eh, che chi ha milioni di follower messo in televisione non ti porta milioni di spettatori. questo non lo so. Perché te lo dico io, perché chi è abituato a vedere il personaggio sul web e quindi in maniera veloce, non ti segue sulla televisione messo in un contesto Più serio. più serio. Quindi quindi questa è una perdita, ed è stato sperimentato in diversi programmi. Io stesso sono stato sostituito in alcuni programmi da gente che aveva milioni di follower. Il risultato non è stato migliore, è stato forse peggio. Perché tu hai studiato, loro no. Non è una questione di studiare, è una questione che in quel contesto di programma televisivo non ci vuole un milione di follower, ma ci vuole magari qualcuno, e non dico io, che sappia usare quel contesto per far divertire, per esempio. Io ho una visione mia di TikTok, cioè io, per esempio, io penso che il Covid abbia influito molto su questa storia, Assolutamente. perché ovviamente rendendo le persone molto più individuali, perché stando tu tanto tempo a casa da casa da solo, ti sei concentrato su te stesso e quindi hai perso un attimo il senso della comunione. Io ti ripeto, cioè prima i miei genitori dovevano scendere giù al palazzo per recuperarmi, perché a me a casa mi puzzava. Oggi è il contrario, lo vedo con mio figlio e si riuniscono o giù al palazzo o sopra, ma stanno con coppie telefoniche, cioè si parlano attraverso, nonostante stiano a 1 metro di distanza. Io penso questo, che al di là del complotto, il vaccino, ci hanno iniettato il veleno per far morire la popolazione, poco ci credo, perché pure senza vaccini ci stanno accedendo, Sì, no. quindi non è che c'ho la soluzione. Più avanti si va peggio sotto questo aspetto. Io penso che i cinesi ormai si possa dire sono i padroni del mondo. Hai mai letto i termini e condizioni di TikTok? Non sono molto avvezzo su queste regole. Nessuno lo fa mai, perché chi cazzo va a leggere i termini e condizioni di qualsiasi cosa? Ma pure se fossi una pagina, tu la prendi della calcolatrice, metti Certo. i termini e condizioni dell'orologio, prendi, via, butta. Certo. TikTok sono non so quante decine di migliaia di pagine e dentro ci sta scritto la qualunque, che loro possono utilizzare i tuoi dati sensibili. È possono tipo ascoltarti. bugiardino, la Sì, medicina. bugiardino, ma alla fine tu non lo andrai mai a leggere, perché Certo. chi lo fa? Sai, sul telefono siamo stati abituati ormai a scorrere talmente veloce che quando ti esce scritto accetta se devono venirti a casa a rapirti e Certo. portarti via, tu metti accetta perché ti è uscito accetta prima di qualsiasi altra cosa, no? Mhm. E brilla così, quindi lo vai a cliccare. Ma questo fondamentalmente è che si sono presi tutto. Io penso questo, penso al di là del fatto di cui abbiamo parlato prima, del complottismo, il vaccino, il siero in sé per sé, che lungi da me, perché è un argomento No, ma che non sono due cose a parte che poi si sono unite. non sono la persona adatta per parlare di questa roba, anche Certo. se sono molto affascinato dal mondo della medicina. Io penso che il Covid partito dalla Cina Sì. sia servito proprio per dare supremazia a TikTok e quindi far prendere il sopravvento a TikTok. Sicuramente non è ha un aiutato caso. tantissimo. Non è un caso che Facebook si sono arricchiti, WhatsApp si sono arricchiti, Instagram si sono arricchiti. Ovviamente i cinesi dicono noi non stiamo a guardare che ci inventiamo una pandemia, così tutti che se tu ci fai caso TikTok ha preso il sopravvento durante la pandemia. Certo. E se tu realizzavi un video durante la pandemia facevi dei numeri esagerati Sì. e quindi dicevi ma allora piaccio, e quindi ti dava la possibilità e ti faceva accanire, e quindi tutti si sono messi sulla piattaforma. Così facendo, dopo 2 anni hanno monopolizzato TikTok e oggi tutti pendono E ora e siamo tutti a teatro e non ci sono più spettatori a guardare. non ci sono non solo più spettatori, ma non ci sta manca il proprietario del teatro.
Capire? Quello è il O problema. meglio, il proprietario del teatro, Proprietario una del teatro. multinazionale ziliardaria che adesso ha le redini di tutti quanti. Certo. Marionettista. Quindi dopo questo, oltre ai termini economici, perché è l'unico social che oggi funziona, Sì. ci sta anche il fatto dei dati sensibili, e quindi questi hanno i dati sensibili di tutti, perché tu non è come hai detto tu ti preoccupi di chi ti sta leggendo dall'alto. Tu, il tuo unico obiettivo è quello di emergere, perché un dato attuale è il fatto che tutti vogliono essere famosi, tutti vogliono essere importanti, tutti vogliono essere riconosciuti, tutti vogliono avere i follower. Oggi, se tu non hai follower, non sei considerato. Mamma mia. E quindi questa è una cosa drammatica. Allora io dico, va bene il social. Ti faccio due nomi su tutti. Gabriele Esposito e Ste. Se non era per TikTok, stiano ancora a via Luca Giordano e in da stanzetta a loro. Quindi, fin quando c'è la possibilità di dare specchio, di dare voce, di dare visibilità a persone che ce l'hanno, ben venga, perché poi dopo si sono scoperti due grandi artisti. Il problema è l'uso improprio di questi social. Cioè, mi spiego, un pescivendolo, uno che fa le pulizie a casa, un'altra che faceva tutt'altro di lavoro, non può ritenersi un artista. È il fatto che questa supremazia abbia indotto le persone a seguirli. Questa è la gravità. Però parte sempre comunque dal singolo, dalla persona, perché alla fine ci fosse stato... TikTok è stato il veicolo, Mhm. ma alla fine scegliamo sempre noi. Sì, però io ti dico una cosa, no? Io ho due figli. I figli di mia sorella, scusami, per esempio di mio cugino, della mia vicina, quando noi facevamo Mendi in Sud, avevano 5-6 anni e a Carnevale si vestivano da Pigromena, da Vivo d'Angelo, da l'incazzatore. Oggi questi bambini come riferimento che hanno? Tengono solo TikTok. Quindi sotto questo aspetto io non darei neanche la colpa ai genitori, sono indotti. Oggi è TikTok e Fortnite, cioè non ci sta, spero di averlo detto bene perché sono un boomer sotto questo aspetto. No, che poi c'è sempre, sai, il discorso che fanno i genitori, le persone più adulte, i boomer, faccio anch'io, dare il cellulare in mano ai bambini è sbagliato. Sicuramente. Prima cosa voglio vedere quanto resisti. Seconda cosa, la tieni fuori dal mondo, sicuramente c'è un'età giusta, sicuramente non sono psicologo, non lo so, però fondamentalmente io è vero, ritorno all'inizio, non ho la televisione in casa, Mhm. ma avere il telefono, Mhm. oltre ad essere la stessa identica cosa, è anche peggio. Noi prima, le persone, i ragazzi della mia età, sono del 95, non ce l'avevano il telefonino quando erano piccoli, ma comunque avevano la TV in casa, venivano comunque bombardati da cose che per fortuna non erano così ignoranti. Però secondo me questo è una crescita pure dei tempi che Guarda, stanno correndo. ti dico, Cioè siamo diventati pure più marci dentro per farci piacere queste cazzate e per portarle in TV. ti dico, prima c'erano dei cartoni animati molto stupidi. Se tu pensi a Holly e Benji, no? Vero? Quando dai il calcio a pallone e sto pallone non arriva mai, Vero. tu praticamente rimanevi paralizzato davanti alla televisione sperando che sto pallone non arrivava mai in porto. E quando arrivava un colpo a mano lo portiere e ancora girava, portava il portiere in capo. Quindi questo per dirti che dei cartoni animati assurdi, per non chiamarli stupidi, va bene, assurdi c'erano. Il Dietro il problema è cartone animato c'è il lavoro di tante persone. però Dietro dico, il TikTok c'è una persona, 90% delle volte ignorante, che fa un video e ha successo. Perché sfrutta quell'ignoranza per avere successo. Inconsapevole. sì, però il fatto è questo, è perché oggi li subiamo perché siamo stati veicolati a guardarli. Tu prima il cartone animato te lo vedevi quando teniva la freva. Capisci? Quando tornavi a casa da scuola, accendevi un po'. Oppure dovevi mangiare e ti facevi compagnia con il cartone animato. Esatto, a pranzo. Ma se no, dopo, appena finito di mangiare, a volte neanche mangiavi, il tuo unico obiettivo era scendere per strada. Ma se te tolgono il telefono adesso, Se tolgono il telefono, sai stare? secondo me sarebbe un esperimento da fare. Io penso che sono pochissimi i soggetti, perché devi avere un carattere particolare, devi fare una vita particolare,
per non aver bisogno del telefono tutto il giorno. Sì, magari limitarlo sarebbe ancora meglio. Ah, vabbè, ancora questo è- sarebbe, ma almeno questo, il fatto che non si giochi più io ragionavo con un mio amico in questi giorni. Chi di noi gridavamo signora del primo piano, che andava a finire il pallone sul balcone, non sapevamo il cognome della signora, giocavamo a nascondino, a figurine. Io ma non dico che mi pare che gli discorsi a vecchia si stava meglio quando si stava peggio, no, però il fatto che i bambini non facciano proprio più comunione, questa è una cosa triste, perché è per strada che si forgia anche il tuo carattere. Oggi se parli poco, allora il bambino parla poco, bisogna seguirlo. Se sei iperattivo, il bambino è iperattivo, perché tutti si sono scocciati di guardare l'altro, di sostenere l'altro. Prima, quando andavi per strada e giocavi, perdevi sempre a pallone, ti prendevano in giro, tornavi a casa piangendo, tuo padre te ne vorreste. Esatto, e non venivano... E ti forgiavi. Non chiamavano le mamme dei bambini dicendo capito? Sofia è un bullo. Vabbè, però qua andiamo proprio in discorso. Hai capito? Però ti verremo formavi criticati. caratterialmente. Certo, Il giorno dopo scendevi e dici no, stavo da già vincere. E quindi era una sfida con te stesso. Alcuni direbbero che queste generazioni le stiamo semplicemente facendo diventare più umane e più rispettose. Io penso che stanno diventando tutti delle femminucce. Io non so se è femminuccio o meno. Il problema è che se tu vai a mangiare in un ristorante vedi tutti questi creature imbalsamati al nostro telefono. Gli iPad, io ho visto famiglie che portano l'iPad a pranzo, a cena nel ristorante per il bambino, perché non deve piangere, non si deve lamentare e deve vedere il coso mentre... Io non sono per la violenza, però se io andavo in un ristorante o non mangiavo, mio padre partiva così. Questo gesto già diceva tutto. Certo. In dimostrazione del fatto che io ho 45 anni, mio padre ce n'ha 77, ancora oggi a tavola si mangia, si è educati, e soprattutto che ancora oggi non dico a mio padre wow, va ruscemo. Mio padre sa se me l'hanno buffo, capisci? Quindi non sono pro violenza, quindi non vedo questo come soluzione, però si cerca di... c'è poca pazienza, e questa è la verità. E tu pensi che siano stati anche i social un pochino a rovinare il vostro mondo? Soprattutto i social, perché ti ripeto, prima per arrivare dovevi comunque seguire un percorso, bussare tante porte e sperare che si aprisse la porta giusta, e più delle volte magari molte persone più brave di me non si è aperta la porta giusta, però comunque ci provavano, ci provo io, ci provavano loro. Oggi tu hai questa possibilità di metterti in rete senza chiedere il permesso a nessuno, senza fare nessun tipo di percorso. Quindi tu domani mattina apri un canale e sei sul mio stesso livello, parlo di me per non parlare di altri ovviamente, non perché mi voglia mettere sul piedistallo, però dopo 15 anni di prima serata, domani mattina esce uno, si mette sul web e crede di stare al tuo stesso livello. Io mi sento in dovere ovviamente di fare il solito commento, perché poi la gente rompe i coglioni nei commenti, giustamente. Generalizzate sempre, tutto un generalizzare. Ovviamente non sono tutti così. Io ho conosciuto persone che hanno iniziato con TikTok, sono diventati anche molto amici miei e hanno talenti incredibili. Ovviamente le persone di cui parliamo e che si sentono chiamate in causa, fatevi due domande. Ma infatti l'abbiamo detto, io ho fatto alcuni nomi proprio perché grazie poi ai social queste persone che dentro avevano una bravura artistica poi sono uscite. Ma non posso accettare che chi fa il pescivendolo o chi fino a ieri faceva le pulizie in casa, con tutto il rispetto e massimo di chi fa questo tipo di lavoro, poi venga classificata come artista. Ogni tanto quando però guardo Quindi ognuno è queste libero cose- di fare quello che vuole Sempre, e ci sempre, mancherebbe, sempre. però bisogna dare il giusto termine alle Quando cose. guardo queste cose, ecco, non essendo un fruitore di quel tipo di contenuto, sotto un certo punto di vista, anche se un pochino dico, ma porca miseria, adesso questo si vedono i ragazzini e l'hanno fatto diventare il numero uno, nonostante sia questo comunque il pensiero che mi balena nella mia testa, penso sempre, vabbè, perlomeno è una persona che ne aveva bisogno. Questo è anche vero,
se c'è anche un cambiamento della tua vita, no? Sì. Praticavi una strada sbagliata e quindi grazie al web ti è arrivata un po' di economia e quindi hai anche invertito la rotta, che va benissimo. Però dobbiamo fare una distinzione, perché poi io non accetto... Ti dà fastidio che si venga detto io sono il mamma santissimo della comicità e dell'arte? Ma no, ma il discorso è questo: se tu vai in un teatro, dopo 15 anni di prima serata ti presenti con una... ripeto, io parlo per me, non perché mi voglia mettere sul piedistallo, ma perché non mi va di parlare di altre persone. Ma se tu dopo 15 anni di prima serata in televisione e dopo centinaia di spettacoli, pensa che Made in Sud abbiamo fatto 173 puntate. Minchia. Ok? Quindi dopo tutto questo lavoro io mi presento fuori a un teatro e il teatro mi dice no, hai pochi follower, fare uno spettacolo con te è rischioso, e poi mi apri il teatro a Pupatella, non lo accetto. Ok, no, non so chi sia Pupatella. È la nuova Per star. fortuna non mi è arrivata. Quindi ma- tu lo vuoi fare? Va benissimo, t'affitto locale, è la destinazione giusta. Che poi io mi sento anche dire dal proprietario del teatro, ma noi comunque abbiamo delle spese e dobbiamo sostenere. Ma fratello caro, allora non fai teatro, perché tu non puoi avere un cartellone Bucci Rosso, Biagio Izzo, Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande e poi infrasettimanale a Pupatella. Ok. Stai andando contro quello che è il principio del teatro. Se tu fai il teatro, lo fai per abbracciare l'azione nobile e quindi quello che è il teatro, la messiscena di gente che fa teatro e mette in scena uno spaccato di verità, uno spaccato di realtà. Questo tipo però di valore che tu vai cercando, io penso che da un po' non esiste più. Cioè è da molto che siamo diventati tutti molto più materialisti e tutti molto più, ecco, veloci, rapidi, scaltri nel fare soldi, nel fare business. È anche secondo me questo il problema del proprietario del teatro o della compagnia che dice a me non conviene Mariano Bruno perché ha 50.000 followers, voglio quella da 1 milione che mi porta più gente. Perché deve fare più soldi? E allora affittito locale. Però Capisci qual è il discorso? Allora fai il locale e non fai teatro. Non mi metto io, va bene, non mi voglio mettere io perché lungi da me paragonarmi e entrare in questi cartelloni. Però non posso vedere queste cose, cioè è l'antiteatro, per giunta in alcune occasioni qualcuno si è anche battuto affinché non accadessero queste cose. vabbè. Ok? E secondo me è arrivato il momento di dirlo, cioè in teatro ci deve andare chi fa teatro, chi ha un percorso artistico. Non può andare in teatro una persona che ha tanti follower e riempie il teatro. Che poi tra l'altro succede sempre quella cosa simpatica del ora magari è così perché quello che loro vogliono in te ora non lo trovano. Quando poi lo troveranno, perché arriverai anche al punto in cui loro cercheranno quello che tu vuoi dare, ritornano da te e dicono però io adesso, perché è successo a persone che... Sì, ma hai perfettamente ragione. no, io a proposito, ti va di riempire tutta la settimana, tutto il mese per i Hai prossimi perfettamente ragione. 7 anni? Sì, quello è poi quello che succede. Se succede, per esempio, che ti gira bene, poi dopo si mettono tu quando al telefono. E perciò ti dico, è tutta una cosa sempre di materialismo, tutto più veloce. Cioè, noi ne parliamo spesso in MDS, il fatto che questi valori che sono alla base dell'essere umano adesso vengono sempre di più a mancare, sicuramente non soltanto dovuto al fatto che i social adesso fanno parte della nostra vita 24/7, questa cosa ha aiutato sicuramente, ma è tutta una catena, insomma, una catena di Sant'Antonio. Ci portiamo questa cosa da un po' di tempo e adesso siamo finiti così che ieri si parlava di Salvini, che probabilmente il signore verrà recluso e butteranno pure la chiave per 6 anni o non so quanto gli hanno dato, ma non mi ricordo. Però oggi non se ne parla più perché Fedez e Tony F hanno fatto il dissing, quindi sono forti.
e va bene così, perché un mese fa... Vabbè, questa è la classica distrazione di massa. Sì, perché poi ci ricordiamo ancora che ci sta la guerra Russia-Ucraina, però non fa niente perché è uscita No, ma non solo non ci ricordiamo della guerra, ma poi non si va a fondo del fatto che l'Unione Europea ha autorizzato l'uso delle armi in territorio russo, quindi è ancora più grave, cioè ci stiamo ancora più avvicinando a un poi disastro. figurati, uno può dire sicuramente non saranno Mario e Mariano a risolvere i conflitti Certo. mondiali e i problemi Ma del ci mondo, mancherebbe. però ecco, forse se l'interesse del pubblico fosse un po' più concentrato su queste tematiche, che alla fine ti cambiano proprio la vita e l'esistenza della Terra anche, no? Quindi migliorano anche il tuo... Se si dovessero mai risolvere... Quantomeno ti allarga. Io capisco, molte volte mi si viene detto, tra l'altro io tento di fare il comico, quindi di regalare un sorriso, Sì. quindi spesso mi viene detto la gente non vuole più pensare, dopo una giornata intera di lavoro volevo arrivare. si vuole svagare, A va questo benissimo. Il problema è che bisogna capire bene la fonte, cioè perché se tu ti trovi in un gruppo di ragazzi oggi dice, ma tu hai capito, ma tu hai sentito, partono tutti dal presupposto di conoscere la verità. Magari stanno parlando perché hanno visto una fake su TikTok e la valutano e la dichiarano come verità assoluta. Cioè neanche a cose avrei, ma fammi a date quando è uscita questa notizia, fammi vedere l'ANSA. No, bravissimo, nemmeno Cioè, sapendo... la fonte. Nemmeno sapendo che il 90% dei giornali che voi vi andate a leggere, quelli che vi escono nelle news alla sinistra sul vostro iPhone, Sì. quelle news lì che leggete soltanto il trafiletto senza andare a vedere nemmeno chi l'ha scritto, non sapete... In basso a magari- sinistra ci sta la data. non sapete È la che magari fonte. quelle news sono scritte da persone pagate che vogliono far uscire No, quella ma quello ci notizia. sta il fatto, no? Un mio amico dice sempre, questa cosa mi ha sempre fatto ridere, no? Allora, questo guarda sui telefonini e viene proposto a Barcellona come capitale, come città bellissima. Allora chi sta vicino a noi fa, ragazzi, ma sai, noi decidiamo il viaggio, dove dobbiamo andare? Chi sta fa, io da Barcellona. Barcellona è bellissima. No, ma noi veramente stavamo decidendo di andare a Sharm, no? A Barcellona. Barcellona ci sta questo, ci sta quello, a Barcellona. Ma in verità stavamo vedendo di andare in un paese un po' più caldo, che ne so, Mykonos, ma giù, a Barcellona. Scusa, ma tu ci sei mai stato a Barcellona? No. Capito? Perché quello magari ha visto qualche video. Ma tu Non c'è lo mai sai che stato a questa Barcellona. cosa- Wow, che cazzo, ma tu lo sai questa cosa che hai appena detto? Ma succede spessissimo, ecco, in gruppi come tipi amici. Certo. No, ma fa che ma l'hai mai fatta? No. Però l'ho letto. Perché? Perché la mia opinione conta più del tuo fatto Mhm. adesso. È sempre, ritorniamo sempre lì, è il cercare di mettersi in evidenza. Perché ti fa vedere, perché devi essere Sì. il numero uno. No, devi sembrare il numero uno, non devi essere il numero uno. Tutti vogliono sembrare i numeri uno oggi. Mio figlio, io dico sempre che l'educazione va bene, ma con i bambini di oggi c'è poco da fare, te lo posso garantire. Puoi stare attento su tutto, ma la drammaticità della realtà di oggi verso questi bambini è che un bambino mentre ti sorride si butta giù, o allo stesso tempo mentre piange è il bambino più felice del mondo, oppure mentre lo stai educando fa l'esatto contrario. Cioè è talmente difficile oggi, no? Per tutte le notizie che arrivano su questi telefonini, perché la verità è quella. Perché Tu puoi vedi che controllare tuo piangi, figlio poi quando ridi, vuoi. Poi sei triste, poi sei di nuovo allegro. Tu puoi controllare tuo figlio quanto vuoi, ma se viene inglobata da tutte queste notizie, da tutti questi fatti, è difficile educare. E quindi io dico, va bene fino a un certo punto, ma se mio figlio va alla scuola media, quest'anno inizia la scuola media, arriva il professore di musica con la Fiat Uno oppure con il Renault Clio, per mio figlio quella persona è fallimentare, non è un riferimento. Per mio figlio il riferimento è Sfere e basta che te una è Lamborghini. a borse Louis Vuitton, e te lo dico io che non lo dovrei dire. Nonostante ciò io non tenga possibilità di vestirlo Louis Vuitton né o io a Maserati. Però per mio figlio, il professore di musica che arriva con la Fiat Tipo è uno sfigato.
Io pure, ti dico anche un'altra cosa, I modelli sono cambiati. sì, io ho avuto diverse attività, no? Di ristorazione soprattutto perché è una delle mie passioni. Ma troviamo gente che vuole fare il cameriere oggi? No. Perché tu ti metti sui social, indipendentemente dal social, ti metti lì sopra. Se ti va bene, fai qualche serata, ma chi perché stai a fatica? Cioè, quindi questo è il motivo per il quale poi dopo nessuno vuole più lavorare. Tu non ci vai da Crazy Pizza? Non lo so, io non sono un amante. A me piace la pizza romana, Ok. quindi quella si avvicina. La pizza croccante mi piace. Però mi piace proprio più doppio, che là ci sta troppo fine. Il discosto. E poi ti dico, io non sono in grado di giudicare una pizza. Io penso che comunque lui abbia fatto un format. Sì, vabbè. E quindi se c'è la gente che ci va, Maestro imprenditore, ha vinto lui. Quando parlo con un comico mi viene sempre da chiedere l'aneddoto più particolare della sua vita, perché come ti dicevo prima, a telecamere spente per me, l'ho sempre detto, il comico è la persona più affascinante proprio come profilo umano, perché è una persona che vuole strappare la risata, però il 99% dei comici che conoscono tutti sofferto tantissimo nella propria vita, no? E quindi E Pierrot era il comico con la lacrima, mi no? affascina. Dietro un comico c'è sempre una grande sofferenza, perché è come se tu ti spogliassi per dare agli altri. E poi ci sta questo brutto vizio che il comico viene catalogato come la persona che non ha sentimenti. Quindi tu scendi per strada e la gente da me si aspetterebbe che io camminando, anziché salutarti ciao come stai, dicessi assassino, certo, Cioè, e quando non lo fai vieni anche giudicato male. Vabbè, ma come satteggi, ma come si è preso un due? Senza sapere che magari... Sempre il sorriso. sempre il sorriso e soprattutto devi fare quello che fai nello schermo anche fuori. In realtà pure noi teniamo che ci aggirano le novelle, stai venendo magari da un litigio e che lo vuoi sentire Fabio Gromen assassino, che lo vuoi sentire a gente. E beh, qual è il tuo l'aneddoto, la cosa che ti porterai per sempre? Per ora, che ti è successa, che ti è accaduta? Ma lo vuoi proprio sapere? Sì, positiva o negativa che sia? No, vabbè, io ho avuto la fortuna di fare tanti spettacoli e quindi non c'è mai fine al peggio. Tu quando pensi di aver visto il peggio, la data dopo c'è sempre... La cosa più singolare che mi è successa è che io praticamente vado a fare questo matrimonio, questo ristorante, che non farò il nome, praticamente tu entri, c'è l'entrata che funge tipo da altare o da palco e sotto c'è la sala. Quindi gli artisti, cantanti, comici, quel che siano, si esibiscono all'entrata di questo locale che funge da palco, così che la gente che sta sotto ti vede bene. Era il periodo forte di Pigroman, che tra i tanti personaggi è quello che mi ha dato un po' più di visibilità e più lavoro rispetto agli altri. Io nei miei spettacoli non faccio ovviamente tutti i personaggi e soprattutto non faccio solo personaggi. Il 70-80% dello spettacolo è monologo. Cioè, ok. E quindi poi arriva il momento di Pigroman, che in quel periodo era richiestissimo. Ovviamente già la gente si aspettava che io entrassi con la tutina e già questo già questo era assurdo. Tu immagini a me a camminare in una macchina vissuta da Pigroman, ok? Quindi già uscivo con una maglietta. Perché tu sei quello, non sei Mariano. Perché tu sei quello, non sei Mariano. Sì, no, in realtà io sono attivo, man, io non sto mai fermo. Da Pigroman, poi dopo ti spiego com'è nato. Quindi io arrivo in questo locale, faccio il monologo e tutto, arriva il momento di Pigroman. E in quel caso non mi potevo rifiutare, dovetti fare Pigroman con la tutina. Ok. E quindi immagina me vestito da Pigroman che facevo pronto Pigroman, dove devo arrivare? Avellina, gente che rideva, che faceva. A un certo punto vedo che non fuia. E vicino alla mia spalla, sottovoce, allontanando il microfono, dico: ma sta succedendo immazzate, cioè qualcosa sta succedendo. E lui non saccia. Noi continuavamo, no? Per non fermarci, che a quel punto o ti fermi e dici: ma che sta succedendo? Fai finta di niente, show must go on, vai avanti. E quindi noi, e questo ci si sa, assassino.
a un certo punto gente che piange, aspetta, ci un attimo, mi giro, c'erano praticamente 30 poliziotti schierati, Ma tu che cazzo stai dicendo? erano praticamente venuti a arrestare lo sposo. No! E quindi l'ispettore, tu sai, davanti a una carica di forze armate c'è sempre l'ispettore, sai, che è kill carati, vestito borghese, Certo. che mi guarda e fa, Picromen, basta. Io mi defilo, la gente che piangeva, non vi portate, è un giorno importante, non vi portate, non vi portate. A un certo punto lo sposo, quindi colui che doveva essere arrestato, guarda l'ispettore e fa, ispettore, vi posso chiedere una preghiera, voi dopo fate quello che dovete fare. Facite continuare a Picromen, che mio figlio va pazzo. L'ispettore guarda e fa, Picromen continua. E io facevo, e questo ci si sa, e la gente dall'altro lato, Vasca, aiutatemi. E io e il mio socio facciamo la spalla, e questo ci si sa, vai bene, Vasca. Finito Picromen, aspetto, ma basta, e svolto una chista. A un certo punto, a scena orchestra, io vengo ingaggiato dallo sposo. Giusto. Lo sposo si portano, tutto quanto a chiagnare tuo sposo, rimango io socio mio, guarda me e dice, scusate, ma a noi che ci pava? Porca puttana. Questo è uno di quelli che Tu hai ovviamente vissuto uno di quei momenti proprio. non dimenticherò mai, cioè, Penso di no. ma te ne potrei raccontare tanti. Per esempio, una volta mi chiamano, signori e signori, ecco a voi, perché ovviamente io non vengo presentato come Piccolo, ne vengo No. presentato come Mariano Bruno. Ok, certo. Signori e signori, per la comunione di Camilla, ecco a voi, scelta da lei, il grande regalo del papà, Mariano Bruno. Sagratore si leva a bendo, come spesso succede, guarda e fa, e chi l'ha chiamata a te? Io volevo a Vivo d'Angelo. Quindi te ne metti in isolamento perché la racconta, ma te ne potrei raccontare Ma tantissimo. è questa città in particolare che ti dà queste soddisfazioni o anche girando un pochino di più? No, è un po' dappertutto. Ovviamente ti dico che noi prevalentemente abbiamo sempre lavorato al sud, ma non perché a Milano non ci chiedevano o a Torino, perché ovviamente innanzitutto c'è una bella fetta di napoletani al nord che con il successo di Made in Sud venivamo più chiamati al nord che al sud, perché giustamente loro vedendo un comico a Milano napoletano, sai, è una boccata d'aria. Certo, sì. Poi comici di successo, quindi per loro, perciò il discorso di prima era proprio un rivendicare. Il problema è che se tu andavi a fare una serata a Milano ne perdevi 4 qua, quindi non ti conveniva a Milano. Certo, certo. Questa era il... Poi tra l'altro ne parlammo all'inizio, questa cosa della differenza ecco nord-sud con la comicità anche per quella barriera linguistica che prima c'era. Adesso invece tutti vogliono Adesso tutti. imparare il napoletano, tutti vogliono sapere il napoletano. Sì, adesso i cantanti Hai romani, vista sta cosa? i cantanti romani mettono Cantano la in strofa napoletana, i milanesi vanno fedissing che i napoletani. Fortunatamente dico io, perché Napoli vive questa rinascita da diversi anni. Se tu pensi che il murales di Maradona, io non lo sapevo, l'ho letto che è il secondo sito più visitato al mondo, prima ancora di Pompei, cioè non so quanti visitatori ha fatto, Porca miseria. capito? Cioè, Ma io vidi qualche giorno fa, ecco, sempre sui social, la foto del prima dopo di alcuni posti iconici di Napoli, tipo 2008 ad oggi, quando il murales ancora non c'era, sì. ed era un parcheggio bruttissimo, tutto Sì, sì, sì. abbandonato, lasciato così a morire, e vedi adesso la differenza con... Sì, tra l'altro io, i miei genitori sono nati sui quartieri spagnoli, quindi lì c'erano i miei nonni, ci sono ancora i miei zii, quindi è una zona che io ho vissuto tanto. Non ti nascondo che quando io ero piccolo sui quartieri si sparava, quindi è quel fosso lì, perché io ho la fortuna di averlo vissuto, perché mia zia, prima mio nonno, oggi mia zia vive proprio lì, quindi la Concordia, quella è via Concordia, Concordia come località, come zona, quella era un fosso pieno di roba abbandonata. È stato riscoperto parecchio. E va bene così, Certo, va benissimo così. va bene così. Quando finché le persone possono guadagnare in modo onesto e portare avanti comunque un'immagine pulita della città in quella maniera. Però mo vedi, ho letto anche questo fatto che ci sono delle associazioni
ma non mi ricordo bene il termine, che però si battono per diminuire il turismo. In Spagna stava succedendo questa cosa, Quindi- che vogliono cacciare i turisti perché è diventata troppo turistica. Però Questa per esempio, vedi, è un'assurdità. decidiamoci, cioè nel senso, perché ci ricordiamo come era prima del turismo Napoli. No, perché poi qui scatta il meccanismo che non si trovano appartamenti perché tutti preferiscono fare B&B. Ne abbiamo parlato con Ciro Pellegrino di questa cosa. Però, cioè, ma meno male. È un cioè. problemone. Sì. Ma meno male che non si trovano case in coppia quartiere piuttosto che si spara. Esatto, ok. L'hai Possiamo- risolta così, certo. Se questa è la scelta, preferisco trovare casa. beh. Senti una cosa, Maria. Cosa... Questo mi veniva in mente, questa domanda mentre parlavi, ecco, di questo... Quando hai fatto questo piccolo sfogo, di cosa ti penti ad oggi riguardo il percorso che hai fatto? O magari non hai mai detto qualcosa, cioè volevi dire qualcosa in più a qualcuno, volevi... No, quello di cui mi pento spesso è quello di non essermi fermato quando mi dovevo fermare. Avendo una famiglia, avendo dei figli da sfamare, io ho sempre pensato a andare avanti a oltranza. Perché il treno magari non ripassa una seconda volta? Perché la mia idea, Il treno non ti butta. perché la mia idea era quella che il treno poi non sarebbe più passato. In realtà, se tu ti fermi alla stazione e ti metti a guardare, il treno dopo te lo scegli. Quindi, se ti va male, ti scegli il regionale, ma se ti va bene, ti scegli l'Eurostar. Una volta che sei salito sull'Eurostar e sul regionale non ci torni più. Se invece ti scegli il regionale, sull'Eurostar ci puoi salire, ma poi riscendi. Non so se ho reso l'idea. Quindi io penso che nel pieno del successo a volte sia utile fermarsi, concentrarsi, studiare ancora di più per poi esplodere, rinunciare magari a dei soldi, al successo di quel momento e poi esplodere dopo quando il successo degli altri va a calare. Quindi una crescita più graduale avresti Una voluto. crescita più graduale, più studiata e soprattutto Anche perché tu hai raccontato, ecco, prima a telecamere spente, ma ci vuole, mi hai detto anche che tu hai parecchi problemi fisici a causa del tuo far troppo. io sono diventato Si può sapere, giusto? Cioè, non vuoi ok. vabbè, Non so se vuoi far sapere che sei inguaiato. no, molto semplice. Operato di colicisti Ok. perché negli anni si mangia o a pizza o panini e salsicce o porchette. Questo è il menù da spettacolo. Questo è il menù da location spettacolo di piazza. Non c'è alternativa. Uno, perché spesso vai a fare sagre oppure feste dove trovi il carrettino dei panini. E questo è un po' il simbolo, no? Panini casa sicci, panini alla porchetta. Quando invece poi vai a fare teatro oppure vai a fare altri tipi di spettacoli, becchi l'operatore che è un poco più chiuso e quindi oltre ad offrirti una pizza non fa. Infatti questo poi dopo ha comportato, oltre a togliermi la colicisti, ha comportato che io prima di andare a fare uno spettacolo mangio prima, se erano pure le 5 le 6 non mangio più sui posti. Essere artista ti comporta avere sicuramente gastriti, perché tu per produrre stai sempre teso, stressato, sì, l'insonnia. Certo. Ti capita un'esperienza, ti ho detto prima, tu a notte non dormi, che pensi e ripensi. Ti capita uno spettacolo super bello perché il pubblico è accogliente, partecipa, ti fa star bene e tu a casa scarichi, oltre a tutti i chilometri che devi fare, perché spesso, che ne so, va a fare una serata a Vasto, su 2 ore e mezza di macchina e 2 ore e mezza a tornare, sono 5 ore. Quindi oltre alla stanchezza fisica della macchina c'è anche l'adrenalina che tu scarichi. Poi alla lista di sintomi ci sta anche fistole, perché sei sempre seduto in macchina, prostata, perché stai sempre seduto in macchina. Questo è il momento del check-up dal medico. E, diciamo i vari malanni che possono succedere agli artisti. E invece questo. l'esperienza TV? L'esperienza TV che cosa mi dà? Che ti ha lasciato? Fortunatamente siamo ancora qua, quindi mi lascia ancora tante soddisfazioni, perché ovviamente abbiamo fatto, ma allo stesso tempo non abbiamo fatto. È sempre poco, voglio dire. Cioè tu il Made in Sud, Made in Italy, questo change come l'hai vissuto? Non è stato proprio completamente diverso?
Guarda, da parte il calciatore gioca nel Napoli, finisce un ciclo, viene chiamato dalla Juve piuttosto che dal Milan, è un professionista, va a giocare nella Juve e nel Milan. Quindi se ragioniamo sotto un profilo sentimentale, ovviamente è un colpo al cuore. Se ragioniamo sotto un profilo professionale, tu vai lì davanti a una schiera di autori, proponi un personaggio, ti ritengono all'altezza per questo tipo di progetto da professionista, oltre che padre di famiglia, lo fai. Certo. La televisione ti lascia tanto, perché ovviamente grazie alla televisione poi vieni abbracciato dal pubblico, che è la cosa più bella. Poi c'è il cinema, che pure mi piacerebbe fare. Comunque hai fatto parecchi film. Sì, ho fatto qualche cosina, ma se dovessi scegliere, io scegliere proprio il cinema, perché è quello che più mi fa star bene. Se è anche molto noioso per certi aspetti, perché tu pensi che è una scena capace che aspetti nel camerino 3 ore prima di farlo. Becchi il regista pazzo che fa la scena col sole, poi aspettavi oggi per vedere come viene e tu stai là. Però il risultato è il cinema. Il teatro, quando dicono, sai, respiri le tavole, il pubblico a stretto contatto, sì, vero, però per quanto mi riguarda mi piace molto il cinema. Okay. Io non so, mi fa ancora piacere, cioè voglio rinnovare il piacere che ho provato nel leggere quel tuo messaggio e pensare che questo possa essere un microfono, ecco, anche di sfogo per parlare di tabù o comunque di cose che le mainstream media non fanno passare, ecco, per politica o comunque per paura o perché non si schierano. In questo caso qua per pregiudizi. Pregiudizio, dici? Sì. Quando noi abbiamo iniziato Made in Sud, cioè tu pensi gli addetti ai lavori, siete i napoletani che fanno ridere. Ma se tu pensi che ci sono dei programmi comici del nord che i comici di Made in Sud, i comici del sud non vengono proprio contemplati. Posso fare nomi? Ma se tu pensi per esempio Mi mette Zelig, perciò. Zelig, c'è stato qualche napoletano che però si è dovuto un po' adeguare al linguaggio milanese. Sì, Vincenzo, ne abbiamo parlato con Vincenzo Cunalo. Passa un ottimo talento, un amico mio, passa per quella comicità per bene. Sì. Poi c'hanno sempre un po' di spocchia verso coloro che fanno di comicità la personaggistica. Ma che è sta roba, la parrucca, lo sport. Io, i più grandi, qualcuno diceva, una volta che il comico si è vestito da donna non ha più niente da dire. Stai dicendo che Totò a loro a un certo punto non aveva più niente da dire. Totò truffa, se lo ricordano tutto quanto. In quel film Totò interpreta vari personaggi. Ma sbaglio, anche Panariello si metteva la parrucca. Panariello ha fatto diversi personaggi, sì. Stiamo parlando di un toscano comunque, quindi non è tanto. Io sto fatto che si dica che la comicità con la parrucca è comicità mediocre non l'accetto. Perché il risultato del comico è quello di far ridere. E non è che una parrucca, come dicono loro, ti aiuta a far ridere. Perché tu metti pure la parrucca, ma se non riesci a interpretare bene il personaggio, non fai ridere, diventi ridicolo. Quindi comunque ci vuole anche maestria a far ridere una parrucca. Non è facile. E non è detto che uno faccia stand-up comedy o il monologo e fa ridere, tu stai mezz'ora là e chi niente fa una denuncia. Anzi. Io sai come mi sono ritrovato? Io nasco... Io amo la stand-up, mi piace tantissimo. La stand-up è bella, però si sta facendo un attimo di confusione. Perché oggi la stand-up viene interpretata come quello che ha il microfono col filo e che parla male della religione e che dice che il Papa non è buono. E dice tutto quanto la stessa cosa. Però poi se te le vai a vedere dal vivo, fanno tutto quanto le improvvisate che ti sei messo un gol, ma che resto magliette giallo, frate. Crowd work, ok, sì. Questa è una cosa allora, che pure in America viene vista in questo modo, cioè nel senso che tu fai sembrare sui social che il tuo spettacolo è in un certo modo, quando poi magari da vicino... Ma scusami un attimo, io ho dei riferimenti di stand-up, sì, di comici, che sono tutti americani i riferimenti. si mettono a fare comicità quasi ignorando il pubblico, Ok. portando avanti la loro tesi
talvolta pesante, profonda, e stanno quasi con loro stessi. Io vedo oggi comici che si ritengono, come si dice, stepandisti, forse così si dice, Ok. che però quando poi pubblicano i video e quando li vai a vedere, praticamente fanno Alessandro Siani. Per te è diverso? Per me la stand-up è portare avanti un concetto, andarci dentro pesante e quindi dire delle cose che il comico che non fa stand-up non direbbe mai. Ma chi fa stand-up, secondo me, non può iniziare uno spettacolo. Tu da dove vieni? Tu come ti chiami? Come ti chiami tu? Solitamente quello viene fatto pure per riscaldare un po' il pubblico. Sì, ma non è stand-up. Ok. Per quanto È mi riguarda. improvvisazione. È nata cosa. Perché sennò fanno tutti la stessa cosa. Questa roba di improvvisare, innanzitutto devi saperlo fare perché ti può rovinare uno spettacolo. Se improvvisi, soprattutto che oggi la gente sta incattivita. Mamma, Io ho mi visto nutro. l'ultimo video mi ha fatto pisciare Quale? sotto dalle risate. Quello della macchina. Cioè, la gente sta tutta nervosa, ma sta sempre sì, nervosa sì, in sì. macchina. Ma quanto è vero? Allora, io dico, io mi nutro di improvvisazione. Ti dico che oggi è molto difficile farlo. Sono tutti molto... Perché se tu, basta come che si tu dice? chiedi a una persona, Suscettibili. tu di cosa ti occupi? Ecco, te lo fotto a te. È finita, non puoi andare avanti. Cioè, capisci? Sì. Allora io non mi posso... Che ha rovinato lo spettacolo. No, non puoi andare avanti perché poi si compromette l'umore sia tuo che del pubblico, perché poi da te si aspetta chi se l'ha sentito, mo come reagisce. Certo. Quindi bisogna fare molta attenzione quando si fa improvvisazione. Certo. E io non accetto che ragazzini che pensano di fare stand-up partano dal presupposto che sono bravi a improvvisare. Maria, quello però vedi è, secondo me, lo stesso problema che hai in tutti i campi. Ovvero il voler emulare perché ti piace senza però avere effettivamente quella... Perché non ti un cazzo fa. Perché è facile, perché è alla portata di tutti. Perché adesso tutti vogliamo fare cose facili. Sì, questo è valso anche per me. Valso anche per me. Ok, sei di un'altra Però ti generazione. posso dire che se non producevi, cioè non andavi in scena, non andavi in Io onda. conosco pochissime persone, ragazzi della mia età, che adesso mi dicono voglio fare l'avvocato, il dottore, il militare, l'impiegato. No, certo, è normale, se tu poi vedi che ne parlavamo prima, è pronto soccorso a Buscano, è normale bravo, esatto, il che andavano voglia di fare l'infermiere. Esatto, perché? Perché è alla portata di tutti. È facile. E il paradosso è che un dottore, ne parlavo con il mio dottore, perché poi sai, nel mio telefono alla voce dottore non si fornisce più. Ovviamente parlavamo proprio di questo, cioè un luminare che ha salvato tante vite, prende 2,7 al mese, 2,8, un influencer guadagna 6 volte, 7 volte a IS, quindi è un po' un sistema contorto che ci porta in un'unica direzione. Sì, sì, e non do nemmeno, ecco, forse sembra che lo stia facendo, ma non do nemmeno la colpa a sti ragazzi, perché se il modo per No, fare si sono- economia si sono sì, adattati, si sono trovati, ci stiamo ci stiamo adattando ai tempi, sì. perché sì, perché se adesso il pescivendolo su TikTok mi fa 10, 15, 20 mila euro al mese, io mi metto a fare il pescivendolo su TikTok. Sì, ma infatti io però non puoi classificarti un artista. Altro discorso, sono d'accordissimo Ok. con te. Quindi mettiamo i puntini sulle i sotto questo aspetto. Sei libero di fare quello che vuoi e ben venga. Se tu lavoravi fino a ieri per 4 euro l'ora a fare le pulizie, le faccende domestiche a casa delle persone e oggi ti porti un bellissimo stipendio e quindi la tua vita è cambiata per te e per i tuoi figli, va benissimo, ma non me la metti a teatro. Sii consapevole del tuo ruolo, della tua posizione. Che poi voglio capire una cosa, no? Io ho un locale, ho avuto diversi locali. Se io voglio te come DJ, io devo pagare il tecnico che mi viene a fare rilievo del suono perché non devo dare fastidio al vicinato. Devo pagare la SIAE, devo pagare il DJ, devo pagare quello che mi porta la cassa, Quella serata hai fatto zero. devo pagare magari a seconda della zona quello che deve venire perché deve lavorare lui e tutto qua. Quindi tutta una serie di cose. E però poi belle pure metto un coppo telefono e vedo cantante.
Ah, certo. Sotto le case della gente, in dei garage. Come funziona? Come Funziona sempre allo stesso modo, cioè che non ci sono regole e quindi ognuno fa il cazzo che vuole. Le regole non ci sono finché non ci sono per la persona che decidono che devi avere regole. Però poi succede questo, che quando poi incalzi troppo, Ah, vabbè. la gelosia delle persone ti mette in condizioni che ti mettono in condizioni di fare un passo falso. E ti frigano. Si è visto, no? Gente che va fortissima sui social e poi viene pezzicata e magari non tiene permesso, non tiene cosa. E quindi un po' la corsa all'illegalità, che non so fino a che punto poi possa E servire. questo è il problema più grosso di questa città. Perché poi sta gente sa pagare un acconto d'IVA? Io penso no. Io penso no. Perché in alcuni ambienti non è caso. Tu dici sì, ma faccio la fattura. E credo. No, vabbè, ma bisogna pagare anche il 10%. A livello artistico si paga il 10% d'IVA, non il 22%. Cioè il 10% d'IVA, no, ma quando, cioè, in alcuni ambienti non pensi che Certo. fanno. Allora, Maria, io sono contentissimo Sì. di aver dato voce, ecco, anche al tuo collettivo, a te come persona, e spero che tu abbia gradito il caffè, no? Perché non lo... Ecco, ragazzi, stasera non l'abbiamo versato perché con tutti i problemi, lo stress che ci sta stasera Bravo. a questo tavolo. No, in realtà mi dispiaceva rovinare queste bellissime tazzine. farlo. Però sono contentissimo di aver chiacchierato con te, Maria. Io sono contento di aver portato uno spaccato di realtà, purtroppo, di realtà di oggi, e quindi secondo me era doveroso dirlo, perché poche volte è stato detto, forse mai, ma Made in Sud, la squadra di Made in Sud ha dato molto alla città di Napoli, ha dato molto agli addetti ai lavori, e quindi è giusto che queste persone che organizzano anche premi importanti diano voce anche a noi che abbiamo dato tanto, sia sotto un profilo artistico, sia sotto un profilo per la città. E poi vabbè, vengo un po' qui da boomer, perché è vero che sta cambiando la generazione, ci dobbiamo adeguare, però è anche bello fare un passo indietro ogni tanto, no? E pensare quello come era bello prima, magari con la speranza. Che poi vedi, quando io faccio gli spettacoli, fortunatamente mi rivolgo a un pubblico vasto di adulti e piccini. Quando poi vai su certi argomenti, come per esempio il nascondino, tu quando andavi sotto al nascondino, seppure c'erano 2 componenti, era d'obbligo contare fino a 100. I primi 10 andavi tranquillo, 1 o 2 calmo, 10. Dopo mangiavi i finali delle parole. Di 7 in 8 in per recuperare. Dopo il 70 faci solo un muro, perché ormai si erano dileguati. La gente ovviamente ride perché si rivede, gli adulti. I piccini no, ma magari sentendoti Sperimentano. dici, ma però se capita proviamoci. Io però sono nascondito. Proviamoci. E quindi essere un po' più iperattivi, meno pigri. E poi prima ti ho detto come nasce Pigloman, così ci concediamo. Giusto. Pigloman nasce perché noi stavamo facendo un laboratorio di scrittura, perché poi vedi, dietro a ogni personaggio ci sono dei laboratori Questo è quando ti dico di studio. scrittura. Io per studio intendo questo. Prima esistevano. Certo. Quello più rinomato, quello più ricercato di tutti era Pino Imperatore, che oltre ad essere un autore di testi comici, anche è un autore di libri, è una persona molto molto acculturata, scrive libri, e quindi prima lui faceva dei laboratori e facevamo a gara per essere accettati, perché prima si facevano dei concorsi di cabaret prima. Tu ti scrivevi un pezzo comico, venivi giudicato, partecipavi a questi concorsi e venivi giudicato C'era un percorso. dagli addetti ai fare lavori. un percorso. E quindi stavamo facendo un laboratorio di scrittura per mettere in scena la nuova stagione di Made in Sud. Mancavano tipo 15 giorni, non avevamo ancora idea di cosa presentare agli autori, e mentre stavamo lì a chiacchierare a fare, mi chiama un amico mio e dice: senti Maria, mi è successa una disavventura, mi devi venire a prendere. Ma scusami, ma tu stai? E chi lo fa? Avellina. E io faccio: Avellina? Avellina? No! Finisce la telefonata e pensai: ma si facciano un personaggio, un supereroe che però si scoccia e fa missione?
Ma mo ci provo. Lo provai la prima sera, andò fortissimo e così è nato Vicolo. E Mariano, questo ci si sa. grazie per essere passato. Grazie a voi soprattutto per aver accolto questo messaggio e fate sempre in modo di dare la voce a tutti, Bello. indipendentemente. Assolutamente sì, grazie. Grazie a voi.